Regionali in Veneto, la questione della lista Zaia resta al centro del dibattito nel centrodestra. Ma guardi, siamo ancora a riscaldamento a bordo campo, non ho ben capito cosa accadrà, ma se si andrà a votare verso la fine di novembre è verosimile che le liste verranno presentate verso la fine di ottobre. Da qui a ottobre mancano ancora mesi, vedremo quale sarà la digestione di tutto questo percorso. Certo è che c'è un dato di fatto, che il candidato presidente prescelto è l'unico che può mettere la parola fine a un'eventuale lista Zaia, che non è la mia gratificazione, è l'opportunità che potrebbe avere il centrodestra di avere un bel po' di consiglieri in più, di blindare di più l'amministrazione e coinvolgere più cittadini che altrimenti non vanno a votare e se ne restano a casa. Però detto questo, l'ultima parola, penso, lo dico per esperienza, spetta al candidato presidente, che dovrà o accettare la lista e l'idea di una lista e sottoscriverla, oppure dirà di no. Ma io sinceramente mi sto occupando della regione, oggi ho fatto il Leone, ieri ho fatto la ciclovia di 118 km da Treviso Stiglia, abbiamo un sacco di iniziative da fare e certo non perdo tempo con queste robe. Ma è verosimile che si vada comunque tra ottobre e novembre, adesso cercheremo di capire, non nego e sto cercando di capire anche se riusciamo almeno le ultime 3 regioni rimaste, Campania, Puglia e Veneto, che facciano almeno l'election day, perché pensare che ognuno vota per conto suo è anche poco edificante nei confronti dei cittadini.